Bene amici podisti, ben ritrovati col nostro video diario di Coppa Friuli. Oggi siamo a Tricesimo per presentare la tappa del 3 aprile, che è una tappa classica, ormai rientra dopo un periodo così che è stata in stand-by per un paio di anni, è una delle tappe insomma più conosciute, più apprezzate del circuito. Siamo qua con Claudio e Faida Gasparini. Claudio Gasparini e la signora Faida, che è la Fiorot, presidente del gruppo podistico dopolavoro ferroviario che organizza questa tappa. Dunque partenza 9:30, solita zona Piazza Libertà, però c'è una piccola variazione che adesso ci facciamo subito illustrare da Claudio. Dunque, per ragioni tecniche faremo la partenza che è il punto di arrivo, quindi lo posso dire già fin d'ora che il percorso si accorcerà di un 100-150 metri, quindi non va minimamente a creare problemi alla corsa, a influire sulla corsa, ma per ragioni tecniche che abbiamo questi microchip e quindi giustamente si devono, cioè la partenza deve essere fatta dove c'è il punto di arrivo, ecco. Bene, quindi c'è questa piccola variazione, ma niente di che. Dunque partenza 9:30, si parte in questa direzione, svolteremo a destra, poi ci porteremo sulla solita via che immette nel centro, via centrale, zona Pavè, no? Quella lì è la zona in Pavè, quindi ricordatevelo, e poi ci sposteremo, usciremo andando verso in direzione di Madonna Missionaria, però lo illustreremo più avanti. Ci ritroveremo qualche chilometro più avanti e illustreremo quel pezzetto lì. A dopo. Bene, ci siamo spostati un attimino, siamo appena passato il primo chilometro e abbiamo fatto la via in Pavè e subito dopo si prosegue dritti e inizia subito lo strappo, diciamo che sono circa 180 metri, diciamo, lo strappo dal centro di Tricesimo, ecco, che per arrivare insomma in cima a quello strappettino lì sono 180 metri, ma è salita duretta. Ecco, infatti non è, diciamo, in termini di metri non sono tanti, però sicuramente già ci impegnerà subito e io penso che comunque un po' di selezione già i primi cercherà, cioè qualcuno verrà distanziato, insomma lì vediamo come siamo a fiato subito già all'inizio. Dunque fatta la salita, adesso solito c'è la discesa, per fortuna, svoltiamo a sinistra, che c'è il solito percorso, poi di nuovo a destra e ci portiamo verso Frailacco, c'è questo rettilineo dritto che ben conosciamo. Quanto? Di 1,6 km. Ecco, 1,6 km, poi torniamo a svoltare e ci ritroveremo più avanti per descrivere anche quello. Vi ricordiamo, ecco, un'altra cosa che lo diciamo subito, questo pezzettino qua lo faremo anche al ritorno, l'ultimo pezzo qua saremo tra il sesto e il settimo chilometro. Tra il sesto e il settimo, quindi per quasi 2 chilometri si percorrerà in senso contrario il percorso che si corre in occasione del trofeo Patrick. Ecco, quindi chi ha partecipato anche a quest'altra manifestazione già insomma lo conosce, per i nuovi è una novità, comunque insomma ricordatevelo che abbiamo anche questo pezzettino che percorreremo al ritorno, poi al ritorno svolteremo a sinistra e poi proseguiremo. Bene, adesso ci spostiamo più avanti e ci ritroveremo fra qualche chilometro. Bene, qua siamo tra il quinto e il sesto chilometro, ci siamo spostati all'imbocco dello sterrato. Dunque noi proveniamo, adesso non so se vedete, dalla strada asfaltata di là, qui, strada comunale, sì. Ecco la strada comunale, quindi lì prendiamo lo sterrato, attenzione, sarà ben segnalato come ci ha detto Claudio già prima, con frecce e bande a righe bianche e rosse solite, sarà ben segnalato, state attenti perché è successo che l'ultima volta hanno sbagliato strada, quindi non perdetevi, guardate bene le indicazioni e prendete lo sterrato. Cosa dici? Mi auguro sì, insomma, che il percorso è sempre ben segnalato, noi utilizziamo frecce a fondo giallo con la freccia nera, quindi di conseguenza diciamo, si evidenziano bene col verde, insomma, dei prati eccetera.
E niente, volevo dire che questo sterrato fino a metà salita della Madonna Missionaria circa 570 metri, quindi chi ha voglia di correre, di dar battaglia, ce n'è per tutto lungo questo percorso, ecco. Perfetto, quindi un pezzettino che ci impegnerà perché sempre insomma bisogna stare attenti anche a dove si mettono i piedi, l'importante è non farsi male, quella è anche una cosa fondamentale, ricordatevelo. Dunque il pezzo di sterrato, poi si ritorna sull'asfalto a metà circa della salita di Madonna Missionaria e poi si prosegue. Qua, ci siamo spostati ancora di ancora un pezzettino, qua siamo all'altezza circa tra il sesto e il settimo chilometro. Abbiamo lasciato la zona, diciamo, della Madonna Missionaria, tanto per, per capirci, abbiamo svoltato sulla curvetta a sinistra, c'è un pezzo in falsopiano che comunque insomma non è proprio del tutto tranquillo. E adesso abbiamo parlato di tante salite, però adesso, come vedete, finalmente c'è una vera discesa. Qua, Claudio, si mollano le gambe. Si mollano, però attenzione perché in fondo c'è un incrocio pericoloso, ci saranno gli addetti al lavoro, insomma, per fermare il traffico. No, sono 250-280 metri di vera discesa, quindi chi ne ha anche qui può scappare, ecco. Ecco, quindi ricordatevelo, qua si mollano le gambe, insomma ormai siamo quasi alla fine, dai, si butta fuori tutto, poi come abbiamo visto, sì, il percorso, insomma ormai lo conoscete, direi che è bello mosso, è stato bello mosso fin qua, non ci annoieremo. Bene, ci spostiamo e ci vediamo per l'ultimo pezzo della. Ecco amici, siamo proprio alla fine, all'ottavo 8 km 150 e si arriva da quel rettilineo qua dietro, il solito percorso è sempre quello, ultimo rettilineo, si fa la curvetta e subito l'arrivo lì, quindi non ci sono problemi, la curva è bella larga, no Claudio, cosa dici? Sì, il punto d'arrivo è sempre il solito, solo, come ripeto, che la partenza sarà nel punto di arrivo per quest'anno, o perlomeno anche per gli anni a venire, se ci darà la possibilità di continuare a organizzare. Ecco. Certo, beh, insomma, speriamo. Fino adesso le tappe sono sempre state sono sempre ben riuscite senza problemi, no? Quindi non vedo perché no, ecco. Quindi amici, dateci sotto su questo rettilineo perché alla fine dopo l'arrivo è sempre al solito posto, quindi lo conoscete e non ci sono problemi. Bene amici podisti, abbiamo completato la ricognizione del percorso, direi che anche diciamo, è un buon ritorno, il percorso è bello, quelle piccole insomma, variazioni che ci sono state comunque non tolgono niente all'impegno che dovremo mettere perché diciamo pur essendo appena fuori Udine, insomma c'è un territorio che ha permesso di tracciare un tracciato, insomma un percorso che comunque ce n'è per tutti, c'è lo sterrato, ci sono parecchie strapettini, salitine, quindi non ci annoieremo, direi che chi insomma ha fatto una buona preparazione, un allenamento abbastanza insomma accurato, si vedrà insomma chi va avanti e chi resta indietro, cosa dici? Sì. Insomma, sì, come si è detto già, il percorso è adatto a tutti quanti, quindi non c'è un attimo di respiro perché trovate di tutto, salita, discesa, strappettini, sterrato, speriamo nel bel tempo che andando a visionare internet mi ha dato risultati positivi e adesso vorrei che la signora Fiorot qua dicesse una cosa, ci vediamo domenica 3 aprile. Ci vediamo domenica per la terza prova 30°. Ecco, dunque ringraziamo i nostri amici del dopolavoro ferroviario, avete sentito, siete avvertiti, qua non si viene a fare turismo, bisogna darci sotto, il tempo, come ha detto Claudio, dovrebbe promettere bene che ancora così è una cosa, adesso insomma il meteo ci permette già anche di vedere queste cose e di tranquillizzarci insomma da questo punto di vista. Ringrazio i nostri amici qua del dopolavoro ferroviario, quindi ricordiamo domenica 3 aprile, partenza ora 9:30 da Tricesimo. Io vi ringrazio anche voi, allenatevi bene perché qua si vedrà chi si è ben preparato. Vi ricordo sempre il dopocorsa, non scappate, non vi mangio, non succede niente, venite a raccontarci le vostre impressioni che ci divertiamo. Vi do appuntamento al prossimo video e buoni allenamenti, alla prossima!